È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento che prevede il riconoscimento di IGP anche a prodotti che non afferiscono alla sfera alimentare, quindi prodotti artigianali. Nel nostro caso abbiamo puntato, trattandosi di Venezia, alle specialità, alle caratteristiche che fanno conoscere Venezia nel mondo, e cioè Murano per quanto riguarda il vetro e Burano per quanto riguarda i merletti. Quindi saranno riconosciuti come marchi IGP, però il regolamento non è ancora dotato di efficacia, in quanto la normativa europea prevede che debbano essere trascorsi 25 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Siamo nella fase finale, anzi abbiamo già concluso il regolamento, che è una forma di protezione, di tutela e di difesa, ma anche allo stesso tempo un volano per i nostri prodotti. Ecco, come abbiamo visto nel settore agroalimentare, come per il radicchio, che fa parte dell'IGP, diventa in qualche modo una forma di tutela rispetto a paesi terzi, ai paesi con i quali abbiamo rapporti commerciali, e in modo tale che non ce lo possano in qualche modo copiare, perché lo sappiamo che l'Italia è soggetta molto a imitazione, a copie, e questo va a ingannare il turista inconsapevole, ignaro di comprare dei prodotti che non hanno le stesse qualità e caratteristiche artigianali e creative che sono dei nostri, nel caso del merletto di Burano e del vetro di Murano. Quindi è un'ulteriore forma di tutela che viene data a questi prodotti, che sicuramente entreranno in questi disciplinari, perché dopo il regolamento saranno da decidere dei disciplinari nei quali verranno indicati esattamente le caratteristiche dei prodotti che potranno essere inseriti. Io auspico sinceramente che siano il più restrittivi possibile, in modo da individuare in modo dettagliato le nostre zone di produzione e di creatività, perché così manteniamo la nostra peculiarità di Venezia e le nostre eccellenze. Quindi praticamente è una forma ulteriore di tutela per la concorrenza sleale nei confronti degli altri stati. L'abbiamo voluto applicare sia nell'agroalimentare e abbiamo visto che funziona benissimo. E io auspico sinceramente che si possa fare lo stesso percorso anche per i nostri prodotti artigianali e quelli delle piccole e medie imprese, in qualche modo, come i calzaturifici o altri che non hanno nessuna forma di tutela. Questo è un successo di squadra, perché ovviamente tutte le istanze partono dal territorio per poi arrivare fino in Europa, passando anche per la regione. Quindi adesso tornerà a Roma per vedere questi disciplinari. È un successo dato dal lavoro di sinergia di tutte le istituzioni, perché tutti siamo consapevoli dell'eccellenza di Venezia e tutto quello che c'è in Venezia. Noi dobbiamo assolutamente salvare e tutelare le nostre tradizioni degli artigiani che portano con sé una sapienza millenaria. Noi dobbiamo tutelare, come diciamo in primis, cosa che abbiamo portato in Parlamento europeo, il vetro di Murano e il merletto di Burano. Sono due prodotti che vengono riconosciuti in tutto il mondo, e quindi è stato abbastanza semplice fare da capofila, perché Venezia ha fatto da capofila all'unione di tutte le regioni d'Europa, che ognuno di loro porta con sé una tradizione, un esempio, un simbolo che rappresenta la propria città. Noi con il vetro di Murano e con il merletto di Burano sicuramente abbiamo rappresentato l'Italia in tutto il suo splendore, e quindi l'Europa ha ascoltato questa nostra richiesta, una richiesta di poter intervenire con il riconoscimento dell'IGP su questi prodotti per evitare la contraffazione, per cercare di dare continuità al lavoro, perché purtroppo soprattutto nel merletto le artigiane, le merlettaie sono diventate sono poche, sono anziane, e noi abbiamo bisogno di dare continuità e dare un futuro a queste persone. Con l'IGP sicuramente potremo aiutarle.